Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda le notizie della domenica. Andiamo a vedere dunque quello che è accaduto nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Paolaro, lungo la pista forestana, un paio di chilometri dalla casera Pizzul, dove una donna di 32 anni in sella a una mountain bike è rimasta gravemente ferita. È stata trasportata d'urgenza in condizioni piuttosto serie all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. A Trepoli Gosullo, un sessantenne che stava camminando in prossimità del greto del torrente Mauran è caduto all'interno. Per lui è stato disposto il trasferimento in volo all'ospedale di Tolmezzo per una lesione ad un arto superiore. Infine, in Piancavallo, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista caduto autonomamente dal mezzo. È stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone per le fratture riportate nell'incidente. Per fortuna non è in pericolo di vita. Grazie come sempre per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Le altre notizie sul nostro sito www.friulitv.net.